Venerdì 8 settembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano che ci porta Livinallongo del Col di Lana. La moglie, inaccettabile morire così. Ieri a Livinallongo l'addio a Massimo Crepaz, il dipendente che ha perso la vita durante la manutenzione di una seggiovia. La donna: stavi soltanto facendo il tuo lavoro e il paese ricorda. Dopo Vaia arrivò subito per aiutare la sua comunità. Gli addii si sa sono dolorosi, ma alcuni possono esserlo più di altri. È il caso di quello dato ieri nella chiesa di Pieve di Livinallongo a Massimo Crepaz, deceduto lunedì per un incidente sul lavoro mentre eseguiva la manutenzione della seggiovia che conduce al Padon. Non si può morire mentre si svolge il proprio mestiere, ha detto la moglie Pierina Foppa, così come il sindaco Leandro Grones ha sottolineato che è inaccettabile che una persona debba perdere la vita nel luogo di servizio. Della stessa opinione il parroco Don Andrea Constantini: una morte vigliacca. L'approfondimento di Gabrieli a pagina 2. E a proposito di sicurezza sul lavoro, lo sciopero, la CGIL e la UIL in piazza più prevenzione. 2 ore di sciopero per dire basta agli infortuni, alle morti sul lavoro e per promuovere la cultura della sicurezza e prevenzione con un fondo per le vittime. CGIL e UIL in piazza oggi dopo la tragedia sul Padone e la CISL incontrerà le associazioni datoriali. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, purtroppo un'altra vittima sulle nostre montagne, le Dolomiti, un'altra vittima della montagna, 3 in 4 giorni. Ieri pomeriggio una tedesca è caduta scendendo dalla Gazzoi con 2 amici. Nuova tragedia in montagna ieri verso le 15:40 quando la centrale del 118 è stata allertata per un alpinista precipitato sulla Gazzoi. La 52enne tedesca, che con 2 compagni di cordata aveva scalato la via Giordano sul trapezio della Gazzoi, stava percorrendo la cengia esposta del rientro quando ha perso l'equilibrio cadendo di lato per una 70 di metri fermandosi su un terrazzino roccioso sottostante. L'approfondimento di Longhi a pagina 11. Santo Stefano di Cadore, a fine settembre la verità sull'incidente, la verità sulla tragedia di Santo Stefano arriverà a fine mese. Ieri lo sfogo della famiglia dopo la strategia difensiva che parla di guasto dell'auto. Offesi a pagina 11. L'approfondimento. La foto di copertina è dedicata al CAI, che ha scelto Belluno come palestra alle promesse dell'alpinismo sulla Marmolada e la Tofana. Il CAI punta sui giovani e porta una squadra di 15 promettenti alpinisti provenienti da tutta Italia tra Marmolada, Tofana e Torre Trieste per una settimana con base a Malgacciapela. Una via nuova, altre ripetute, ore lassù attaccati alla roccia e seguiti dai tutor. L'approfondimento a pagina 10. Il Festival dell'Araldica per spiegare la storia di Feltre, l'approfondimento di Secondi a pagina 8. Capoluogo, un manager per spingere i dipendenti a usare la bicicletta e i mezzi pubblici. Obiettivo, Belluno Carbon Neutral, abbiamo in campo tante iniziative. A dirlo è l'assessore all'ambiente Lorenza De Kunovic, che parla anche dei 2 mobility manager dedicati alla sostenibilità a Palazzo Rosso. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 7. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Belluno via dal posto fisso per aprire una bottega, l'approfondimento di Fontaniva a pagina 5. Ancora dal capoluogo fa il pieno a spese dell'azienda, licenziato, l'approfondimento a pagina 7. Per quanto riguarda lo sport, il primo debutto da dirigente di Corbanese, a volte mi chiedo perché ho smesso, l'approfondimento di De Bon a pagina 14. Motociclismo, l'amarezza di Axel Bassani, non sempre si ha quel che si merita. E ancora hockey su ghiaccio, Cortina, ultimo test vittorioso e l'Alleghe accoglie Zerdev. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano ci porta a Cortina, verso le Olimpiadi. Cortina, la pista di bob sarà in attivo dal 2032. Lo Sliding Center costerà 1,5 milioni l'anno, secondo il conto economico previsto da Simico. WeBuild e Pizzarotti in corsa per la ristrutturazione del tracciato, gara da 81 milioni di euro. L'approfondimento a pagina 14. E la foto di copertina invece è dedicata alla tragedia avvenuta a Livinallongo del Col di Lana con la vittima
sul lavoro parliamo di Massimo Crepaz, tragedia sulla seggiovia, folla per l'addio a Mamo, la moglie Pierina, non si può morire di lavoro. Livinallongo si è fermato per dare l'ultimo saluto a Massimo Crepaz. Mamo, l'operaio di 57 anni morto lunedì mentre stava lavorando sulla seggiovia Padon 1, la moglie Pierina assieme alle figlie gli ha detto addio assieme a tutta la comunità scossa dal dramma. Oggi 2 ore di sciopero indette da CGIL e UIL. Gli approfondimenti da pagina 26 a pagina 27. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'ennesima tragedia sulle montagne bellunesi. Precipita dalla Cengia, perde la vita una 52enne. Trasporti, treni fermi fino a dicembre sulla tratta Calalzo-Feltre. Da domenica parte la nuova rivoluzione dettata dai lavori lungo la rete ferroviaria. Riapre la Feltre-Montebelluna. La bandiera ungherese sventola per i morti al Sacrario del Grappa, l'approfondimento a pagina 20. Anfao ha fiducia sul futuro, export al top e ora il Date. Verso la fiera di Fiorentina ovviamente è notizia che riguarda il mondo degli occhiali. Sovramonte, poste di servo, il comune scrive a Mattarella per le lunghe code. I disservizi alle poste di servo diventano motivo di una lettera del comune di Sovramonte inviata anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ancora i 100 anni di Gina al Duca d'Aosta costruito dal padre. L'approfondimento di Menardi a pagina 28. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci all'interno del Gazzettino di Belluno, poi proseguiremo con i fatti che troveremo nell'edizione del Corriere delle Alpi. In prima pagina la tragedia sul Padon, l'ultimo saluto a Mamo, non si può morire ancora sul lavoro. Il dolore della moglie di Massimo Crepaz, ieri in chiesa. Nel momento dell'addio stavi solo svolgendo il tuo mestiere, la tua scomparsa ci ha tolto tutte le forze. Gli addii si sa sono dolorosi, ma alcuni possono esserlo molto di più. È il caso di quello dato ieri nella chiesa di Livinallongo a Massimo Crepaz, deceduto lunedì per un incidente sul lavoro mentre eseguiva la manutenzione della seggiovia che conduce al Padon. Tutte considerazioni queste espresse in termini generali, nessuna rivolta espressamente alla società Funivia Rabba di cui Crepaz era tecnico e che in questi giorni ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia, tant'è che ieri era rappresentata dal presidente Diego De Battista con la mamma Cinzia, dal vicepresidente Marco Grigoletto e dal direttore Diego Cazzaniga, oltre ovviamente a tutte le maestranze che hanno vissuto questo dramma in prima persona, tra tutti sconvolto il giovane collega lombardo che era con Crepaz il giorno del terribile incidente. La parrocchiale di San Giacomo non è riuscita ad accogliere i tantissimi che sono giunti in terra Fodoma a rendere omaggio a Mamo, a cominciare da un'infinità di penne nere dell'Associazione Nazionale Alpini. Gli interventi, non mi basterebbe un'ora, ha affermato la moglie Pierina rivolgendosi direttamente al marito, per dirti tutto quello che vorrei, mi sembra già di sentirti con voce ironica annunciare occhio che inizia a chiacchierare e non si ferma più. Voglio però farti sapere che sei stato un ottimo marito e papà di Simone e Marzia, ti sei sempre fatto in quattro per non farci mancare niente e adesso che era arrivato il primo nipotino Romeo, Paccioco, ti sentivi realizzato del tutto e non avresti più preteso nulla. La tua scomparsa ci ha tolto tutte le forze, a noi come famiglia e penso un po' anche a Fodom, perché te ne sei andato troppo presto. Aiutaci a trovare il coraggio per andare avanti, di certo noi non ti dimenticheremo perché il Mamo è il Mamo, un grande. L'omelia, oggi qui riuniti, ha evidenziato Don Andrea, siamo tutti una grande famiglia, così come nei momenti di gioia, tanto più in quelli dolorosi, dobbiamo sostenerci a vicenda, stiamo vivendo una sorta di Venerdì Santo intriso di dolore. Un altro approfondimento in merito alla scomparsa di Massimo Crepaz. Dopo Vaia arrivasti con la motosega pronto ad aiutare il sindaco. Ogni scomparsa, ha detto il primo cittadino Leandro Grones, genera dolore nella famiglia e nella comunità, ma mentre se si tratta di anziani ce ne facciamo una ragione e se nei casi di malattia, anche se con più difficoltà, pure episodi come quello che ha caratterizzato la giornata di lunedì di Mamo sono dell'idea che siano inaccettabili, perché è uscito di casa per andare a guadagnare quanto necessario per vivere per lui e la famiglia, all'insegna del valore irrinunciabile del lavoro e non è più tornato. Detto ciò però voglio ricordare Massimo in cima al Col di Lano ogni prima domenica di settembre, mentre accoglie la gente con il cappello d'alpino e con un sorriso, oppure in veste di allenatore di calcio con il fischietto in bocca seduto a bordo campo. Caro Mamo, avevi un grande cuore, pronto ad aiutare la tua comunità. Ed ecco appunto proprio in questo scatto il sindaco Leandro Grones che prega sulla bara dell'amico.
E sempre in merito a quanto avvenuto, questa tragedia sul lavoro del lunedì scorso a Livinallongo, pagina 3, sciopero i soldi al fondo vittime. Oggi CGIL e UIL hanno indetto l'astensione per 2 ore a fine turno per Crepaz e per dire basta alle morti bianche. Sonia Bridda, Confindustria, si è dimostrata sensibile e credo che ci sarà anche l'appoggio degli imprenditori. Siamo a pagina 5, Cortina Parigi, la grande staffetta paralimpica si inchina al Vaillant. Obiettivo tricolore, parte domenica dalla Perla delle Dolomiti, creata da Alex Zanardi, mira a superare i confini della disabilità. Opere pubbliche, piano asfalti, 400.000 euro di interventi in arrivo su strade e vie dissestate, notizia che riguarda il capoluogo bellunese. E rimaniamo a Belluno, porta avanti l'alimentari del nonno, ora è bottega storica. Giuseppe Scarton lasciò il posto fisso per il negozio di Visome e ha avuto l'attestato, il riconoscimento anche altri 3 negozi. Ancora dal capoluogo, in comune il manager per il traffico sostenibile, nominati i funzionari che devono incentivare l'uso della bici o dei mezzi tra i dipendenti e coordinare i flussi con le aziende. L'assessore Dekunovic spiega l'obiettivo è di diventare carbon neutral, importante anche la sostituzione delle stufe. Fatti di cronaca giudiziaria, pieno illegale, licenziato e stangato, condannato a 10 mesi il boscaiolo kosovaro che usava la carta carburante aziendale spillando 5.000 euro di benzina gratis. La manifestazione Pizza Gourmet, un successo, 300 a tavola e l'abbinamento con i vini è piaciuto. Siamo a pagina 8, Feltre, Leone e Draghi, quando gli stemmi spiegano la storia. Presentato il primo Festival dell'Araldica, un filone radicato in città dove sono evidenti i segni lasciati da famiglie nobiliari. Ancora da Feltre, 2 notizie in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Acquedotto, costi aumentati, secondo progetto. Pedala Feltre, tutto pronto per il via, San Michel cala il sipario sulla festa. Ancora da Feltre, siamo nella frazione di Mugnaia, pagina 9, via libera al campo sintetico, la Giunta approva il progetto definitivo per l'impianto sportivo San Marco e apre il bando per appaltare i lavori, intervento da €500.000 finanziato dai fondi per i comuni di confine, tempi ancora da definire. Canale d'Agordo, trofeo dei 16 comuni, le strade chiuse domenica, grande attesa per l'evento che torna dopo una lunga parentesi, l'evento è previsto per questa domenica. Santa Giustina, raccolta rifiuti, inizia il nuovo sistema, Bellunum spiega i dettagli ai cittadini, Seren del Grappa, cerimonia sul Grappa in ricordo dei caduti. E adesso siamo a Roccapietro e il CAI scommette sulla formazione, giovani alpinisti sulla Marmolada. L'Eagle Team, composto da 15 giovani promesse, trascorre una settimana aprendo e ripetendo vie, ragazzi suddivisi in squadre e seguiti da tutor, oltre alle attività in parete, anche incontri a tema. Agordo, tumori ginecologici, incontro con gli esperti, Ponte nelle Alpi, cittadella dei servizi all'ex casa del Sole, parte lo studio. Volo mortale di 70 metri dalla Cengia, siamo a Cortina, un'altra tragedia avvenuta sulle Dolomiti bellunesi, tragedia sul trapezzo della Gazzoi, una 52enne stava rientrando dopo essere salita lungo la via Giordano, è il terzo decesso in montagna in 4 giorni, domenica un 69enne sul Monte Sperone, mercoledì un 38enne in Tofana. E per chi ci sta guardando da Facebook e YouTube, il luogo della caduta e dove purtroppo è precipitata questa signora tedesca. E perde la vita nell'incidente in moto, oggi l'addio a Marco Lacedelli Kobe, ex giocatore di hockey del Cortina, cronometrista in lutto al mondo degli sportivi della Conca. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 15, si parla di viabilità su rotaia, fino a dicembre nessun treno da Calazzo a Feltre, solo bus sostitutivi. Dopo la Belluno-Feltre chiude anche la tratta per il Cadore, riapre la linea ferroviaria verso Montebelluna. Dal 29 ottobre anche la ponte nelle Alpi Conegliano sarà off limits per una settimana. In questo scatto vediamo appunto i lavori in corso per la elettrificazione del tratto ferroviario Belluno-Montebelluna. I lavori stanno proseguendo. Sanità, non tagliamo le prestazioni, le rendiamo più appropriate. USL 1 e medici di medicina generale spiegano i contenuti del patto aziendale. Non c'è un obbligo, l'adesione avviene agendo in scienza e coscienza.
Pagina 17, Anfao, tanta fiducia nel futuro, export al top, l'occhiale tira. Il punto con il presidente Giovanni Vitaloni, anche in Italia siamo tornati ai livelli del pre-Covid. Attenzione ai bilanci, le aziende devono mantenere quel profitto che garantisce il domani. Capoluogo bellunese, Veneggia, scogliere e muri messo in sicurezza in Rio Cusighe. Andiamo avanti con pagina 18, una notizia che interessa le famiglie bellunesi. Scuola, salasso, libri di testo, la cancelleria regge l'urto. Bellotto, di Adoconsum, necessario innalzare il fondo per il diritto allo studio. Acquistando quaderni e pennarelli all'ingrosso si può ancora risparmiare. Pagina 19, i cittadini di Borgopra chiedono aiuto al sindaco, vogliamo sicurezza. E ancora, notizia di spalle, a Damiano fiducia nelle forze dell'ordine. La notizia in questo caso riguardano i furti avvenuti in via Feltre la scorsa settimana, notizia sempre riferita al capoluogo bellunese. Da pagina 20 le notizie che riguardano Feltre, siamo nel Feltrino, Cima Grappa insieme ai vessilli di Italia e Austria ora sventola la bandiera ungherese, depositate delle corone d'alloro su entrambi i versanti del sacrario, ricordo dei 24.000 soldati morti, un nutrito picchetto d'onore ha accompagnato i momenti salienti. Focus su stemmi e segni della Serenissima aiuteranno a riscoprire la storia di Feltre, notizia di cui abbiamo dato spazio anche leggendo l'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece a Sovramonte, la protesta, code all'ufficio postale, lettera Mattarella. Il comune coinvolge il capo dello Stato sulla questione, l'azienda ha flussi di clientela in linea con l'attuale orario. All'anno di Piave, notizia di spalle, campagna ATS in corso per la sostituzione dei vecchi contatori. Sedico, 70 anni di scuola edile, festa con il convitto attivato, domani la celebrazione e la presentazione delle nuove proposte per gli allievi, sotto i riflettori anche la Cassa di Mutualità, fondata 10 anni dopo il CFS, Centro di Formazione. Borgo Valbelluna, preaccoglienza a scuola, aperte le iscrizioni per usufruire del servizio, ancora da Sedico il comune alla ricerca di un informatico. Passiamo a pagina 25, il cantiere lastricato ai parcheggi, in partenza i lavori nel cuore di Soverzene, in via Roma e via Dolada, porfido al posto dell'asfalto, il sindaco Burigo procederemo per lotti per ridurre i disagi. Longarone, Vaionte, la Proloco cerca volontari per la pedonata e sempre da Longarone la scuola di musica presenta i programmi con Viel e Bortolini. La trazzetta di Livinallongo, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'ultimo saluto a Mamo Crepaz con diverse fotografie perché ci sta guardando da Facebook o YouTube può vedere un ultimo saluto corale della comunità di Fodoma all'amico Mamo Crepaz, tantissima gente al funerale del tecnico di Arabba Funivie morto sul Padone, presenti alpini, vigili del fuoco volontari, soccorso alpino e donatori di sangue. Pierina, non si può morire sul lavoro, il dolore della moglie e delle figlie Simona e Marzia, ciao, sei stato un grande padre e un grande uomo. Le ragazze del Fodoma allenate da Massimo hanno reso omaggio al loro mister. Non ci sono indagati, Luca, attendiamo di avere tutti i dettagli, l'approfondimento invece in questo caso in merito alle indagini, trauma del rachide cervicale, questa è la causa della morte di Massimo Crepaz durante i lavori di manutenzione dell'impianto Padon 1, fuori dalla fredda diagnosi del medico legale. Lunedì Mammo si è rotto l'osso del collo, per il 57enne caposervizio di Funivie Arabba non c'era più niente da fare, il medico legale non ha potuto che constatare il decesso. Il pubblico ministero Simone Marcone, che sta indagando sotto il coordinamento del procuratore capo Paolo Luca, si è accontentato dell'ispezione cadaverica esterna senza disporre l'autopsia perché non c'erano dubbi sulle cause della morte. Nelle ultime ore ha ricevuto rapporto dai tecnici dello Spisal, il servizio prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è in attesa degli accertamenti svolti dai carabinieri. Non ci sono ancora elementi tali da poter iscrivere qualcuno nel registro degli indagati, spiega Paolo Luca. Almeno per il momento l'inchiesta è a carico di ignoti, premesso che potrebbe anche essere stato un errore individuale. Aspettiamo di avere a disposizione tutti i dettagli prima di arrivare a qualsiasi conclusione. 100 anni per Gina Lacedelli Lezza, cortina è rimasta quasi uguale, è stata festeggiata a Rifugio Duca d'Aosta, costruito da suo padre, opera sua ai camici della parrocchia, ora meno gente va in chiesa. Questa è la sua dichiarazione ed ecco Gina Lacedelli Lezza al Rifugio Duca d'Aosta.
La tragedia di Santo Stefano, colpa della velocità, i familiari delle vittime indignati con Angelica. Alla base della strage c'è l'eccessiva velocità e qui l'automobilista che l'ha causata non può sottrarsi alle sue enormi responsabilità. I familiari delle vittime della tragedia di Santo Stefano sono quasi indignati dal tentativo di Angelica Hatter di chiamare in causa un guasto dell'auto e dal suo tardivo pentimento. L'eccessiva velocità determinante per le conseguenze terribili della tragedia non dipende da fattori terzi, è inaccettabile addurre come alibi un guasto e l'iniziale disinteresse pesa come un macigno, troppo facile provare rimorso adesso, spiegano attraverso i loro legali le famiglie dei 3 morti. Pievediicadori, i primi 100 giorni di Cindy Manusci, variante di Thai al centro dei pensieri. La sindaca di Pievediicadore traccia un primo bilancio dell'esperienza, la comunità è tornata a esprimere vivacità. Dalla rubrica Cultura e Società, il film Nomade di diritti, nella storia di Lubo c'è la denuncia di un orrore, approfondimento che ci porta alla Mostra del Cinema di Venezia, ma continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, torna nel cuore di Cortina The Queen of Taste, buon cibo protagonista, questa la prima notizia che troviamo nella rubrica Giorno e Notte. E ancora inno alle potenzialità degli emarginati tra natura e teatro, domani alle 15 appuntamento a Genalta, giornata per scoprire le altre potenzialità. Sport bellunese, calcio, Chiesa, Pistoia la soluzione ideale, l'obiettivo è tornare subito in Serie C. L'ex Belluno riparte da una piazza storica molto prestigiosa. L'intervista vi aspetta a pagina 34. Calcio a 5, canottiere al gran completo con l'arrivo dei brasiliani verso la Serie A2. Ciclismo a polpette, Ballano ospita la Sagra, il bellunese ha potenziale. Il caso riforma dello sport, scatta la protesta dei maestri di sci, noi dimenticati. Borgo, siamo gli unici iscritti a un albo professionale e avremo una fiscalità più alta degli altri lavoratori sportivi. Per quanto riguarda la nazionale italiana di calcio, Spalletti prepara il suo debutto da CT, Barella dobbiamo partire subito forte. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Permangono condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno salvo possibili foschie nelle ore più fredde in alcuni fondovalle prealpini. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.